In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Regione, sbloccati i pagamenti per 2 miliardi. La strigliata di Schifani ai dirigenti ha funzionato, sbloccati tutti i pagamenti per 2 miliardi di euro. Nei giorni scorsi il Presidente aveva stigmatizzato proprio il ritardo intollerabile. Ieri l'aggiornamento che tutte le verifiche si sono concluse e che gli uffici possono emettere i pagamenti. 900 milioni di risorse regionali e 1 miliardo e 100 milioni di fondi extraregionali. Aumentano gli occupati al sud e in Sicilia. Pubblicati giovedì i dati Istat degli occupati di marzo 2024 in tutta Italia, rispetto al mese precedente aumentano ancora gli occupati e diminuiscono i disoccupati. Il numero di occupati a marzo 2024 supera quello di marzo 2023 dell'1,8%, più 425.000 unità. L'aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età. Anche la CGA di Mestre registra un momento particolarmente positivo per il nostro mercato del lavoro, in particolare al sud e in Sicilia. 110% superbonus, un'altra truffa con i nostri soldi. La Guardia di Finanza di Siracusa ha scoperto una truffa sul superbonus 110%, messa su con il frazionamento catastale di 2 fabbricati, mediante la costituzione di 118 nuovi subalterni rispetto ai 4 originari e che ha portato al sequestro preventivo di circa 13 milioni di euro. Si voleva realizzare un resort di lusso. Una truffa di questa portata mette in evidenza il gravissimo errore determinato dal superbonus 110%, che ha danneggiato le casse dello Stato, consentito a tanti truffatori di effettuare operazioni speculative e anche nei casi leciti ha determinato uno spostamento di ricchezza dai ceti più poveri a quelli più ricchi della società. Scorie radioattive a Trapani, un problema che non esiste. Puzza di strumentalizzazione e la mobilitazione a Napoli contro l'installazione del deposito nazionale di scorie radioattive. L'allarme è stato lanciato dal sindaco PD e ripreso dai deputati regionali del PD e del Movimento 5 Stelle. È una strategia conosciuta, si crea prima il nemico e poi la mobilitazione contro di esso. Ma in questo caso il nemico non esiste. Su 51 siti idonei alla localizzazione del deposito di scorie radioattive, 2 soli sono in Sicilia, uno nel comune di Trapani e uno in quello di Calatafimi Segesta, ed entrambi hanno un handicap regolarmente rilevato relativo alla sismicità della zona e all'insularità. L'ipotesi quindi è francamente inverosimile. Fondo regionale disabilità per 174 milioni. Fondo per le non autosufficienze, dalla Giunta via libera alla programmazione di 174 milioni di euro. A tanto ammonta la programmazione del Fondo per le non autosufficienze approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore delle politiche sociali. Regione investe su alta formazione. Fondi più che triplicati, incremento del numero delle borse di studio e di dottorato regionali che passano da circa 50 a circa 130, regole più snelle e impulso alla collaborazione scientifica. La Regione investe sull'alta specializzazione post laurea, potenziando le borse per i dottorati di ricerca negli atenei. Escluse 4 liste. L'ufficio elettorale circoscrizionale ha escluso la lista Pace, Terra e Dignità per la mancanza di 200 firme, escluse anche le liste di Alternativa Popolare, Democrazia Sovrana Popolare e Partito Animalista Italexit. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.